Eder. Mac. Pallister. Martedì 21 novembre. Oggi è la presentazione della Beata Vergine Maria. La frase del giorno è: c'è un pensiero che ferma il pensiero. Questo è l'unico pensiero che dovrebbe essere fermato. Accadde oggi, 21 novembre 1877. Thomas Edison annuncia l'invenzione del fonografo, un apparecchio che può registrare suoni. Questa invenzione permetterà poi l'utilizzo di apparecchi per la riproduzione del suono. Lo sapevi? In Brasile mettere lo zucchero nella tazza prima di versarvi il caffè sarebbe garanzia di prosperità. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.